Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 942 di oggi, giovedì 20 di febbraio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione dando anche spazio alla mia vanità, perché mi avete colto nell'attimo in cui, come sempre, prima di ogni puntata io mi fotografo con la cravatta del giorno, ebbene sì, che appare poi sul mio profilo Instagram, quindi sì, decisamente una dignitosa cravatta oggi. E in particolare, diciamo così, noi cominciamo la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché
vi perdete un giornale online dove dentro ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra bellissima robina ancora. Saluto e ringrazio come sempre la nostra castellana Sveva, che dall'alto di questa sua alta magione, di questo suo alto maniero, mi permette di arrivare fino alle vostre orecchie e ai vostri occhi. E oltre ciò vi do le ultime coordinate a cui trovarci, nell'ordine 340 670 9659 se avete voglia di mandare le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292 94 7222 quando lo dirò io per ladies and gentlemen, per telefonare attraverso lo strumento del telefono inventato dal buon Meucci. Detto tutto questo, se siamo tutti d'accordo, io manderei un bel diritto e rovescio, cara Sveva, quando vuoi. Quattro anni fa il cinese Jack Ma, fondatore di Alibaba, era stato brutalmente strappato dal presidente cinese Xi Jinping perché, forte del suo clamoroso successo economico, si era permesso di criticare il Partito Comunista. Dopo questo lungo oscuramento, Jack Ma si è presentato per la prima volta in pubblico nella grande sala del popolo di Pechino assieme ai big dell'industria privata cinese, fra i quali svettava il nuovo astro Liang Wenfen di DeepSeek, cioè della società di intelligenza artificiale che ha sconvolto Wall Street, avendo messo a punto un programma simile a quelli al top negli Stati Uniti, ma che costa un decimo. Erano presenti a questa riunione e celebrazione anche i potentissimi produttori di auto elettriche cinesi. Jinping ha bisogno di scaldare i motori dell'economia cinese e con questa riunione ha mandato ai suoi imprenditori un messaggio preciso. Fate il meglio che potete e in fretta. Avrete l'appoggio di Pechino, ma non permettetevi di interferire con il Partito Comunista come aveva tentato di fare il padrone di Alibaba. E rieccolo come tutte le sere, implacabile come sempre, il nostro Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, signore e signori. Insomma, diciamo che non ci facciamo mancare proprio niente qui a Zoom. Allora, bella gente, noi tra poco avremo il Qui Parlamento. Nel frattempo diamo un'occhiatina alle agenzie, vediamo che cosa c'è di nuovo sotto questo cielo, perché chiaramente viviamo nelle giornate abbastanza calde per quanto riguarda la politica estera. Lo sapete, il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Ucraina in questo momento, anche la magra figura rimediata dall'Europa in questo frangente, già che ci siamo, e andiamo a vedere quindi che cosa ci dice di bello l'ANSA in materia. Vediamo se ce la facciamo. E dovremmo esserci nel frattempo. Vediamo un po' se ce la facciamo pian pianino con i nostri potenti mezzi che non sono quelli della radio. Vediamo un po' il mio potente mezzo. Oddio mio, che velocità stasera. Vedete, si parla tanto di tecnologie, fibra ottica, qua, là, cric, croc e manico di fiasco, e poi alla fine della fiera non riesci a caricare una benedetta pagina. Ecco qua, allora, la BBC, assistente di Trump, per la precisione è l'advisor per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, ha invitato l'Ucraina a abbassare i toni nelle critiche nei confronti degli Stati Uniti d'America, e questo mentre la Russia mette in guardia sulla presenza di truppe della NATO per quanto riguarda
diciamo, il confine est dell'alleanza. Tra l'altro, sempre Walz ha invitato il buon Zelensky a spingere sulla firma dell'accordo sulle terre rare. Vedremo un po' che cosa c'è di nuovo e che cosa c'è di buono tra poco. Andiamo a dare un'occhiatina all'ADN Kronos, vediamo che cosa accade anche qui. Comunque da questo momento il telefono è aperto, 02 9294 7222, e così sentiamo un po' anche che cosa dice l'Italia a quest'ora della sera, alle 18:22 minuti e 40 secondi. Allora, vediamo che cosa c'è di interessante. Vediamo un po' che cosa si... ecco qua. Allora, c'è il buon Vance che naturalmente parla e come, non è uno che sta in un angolo, e parlando appunto alla CIPAC, che è la conferenza sull'azione politica dei conservatori, il summit dei conservatori, al quale tra l'altro sono presenti 3 eurodeputate della Lega, ci sono Susanna Ceccardi, Anna Cisint e Silvia Sardone. Ecco, J.D. Vance in questo evento ha detto, gli è stato chiesto appunto dei legami americani con l'Europa e la guerra in Ucraina. Sull'Europa Vance ha detto che gli Stati Uniti continueranno ad avere un'importante alleanza con essa, ma la forza della relazione dipende dal modo in cui gli europei, se gli europei decideranno di riportare la loro società nella giusta direzione, quindi abbandonare il woke, tutta questa roba politically correct. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, dice Vance che Donald Trump ritiene che ogni opzione sia sul tavolo quando si parla di negoziati con la Russia. Vance ha anche difeso la telefonata a inizio del mese di Trump con Putin, che ha suscitato delle polemiche nel mondo, e dice: come credete di chiudere questa guerra a meno che senza parlare con la Russia? E aggiunge anche che la pace è nell'interesse degli Stati Uniti e dell'Europa e che Trump lotterà per la pace per tutta la durata della sua amministrazione. Ma abbiamo una chiamata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, ciao Mario. Buonasera, buonasera. Come va? Bah, non c'è male, amico mio. Dimmi tutto. No, volevo chiederti, caro Antonino, tu hai qualche infarinatura di questioni di diritto, di questioni giuridiche? Più o meno, dimmi. Ecco, io mi facevo una domanda, no? Dice perché non ci vuole una sana riforma. Adesso di 20 minuti fa la condanna a 8 mesi per Del Matto, giusto? Però sì. Oggi pomeriggio la procura aveva chiesto l'assoluzione. Ecco, perché io parlo da ignorante, non ci capisco una beneamata mazza di queste questioni. E se magari tu o qualcuno al posto tuo poteva darmi... Però gli hanno dato una condanna così, diciamo, per mascariarlo, però gli hanno dato anche, se vedi le motivazioni, la pena sospesa, e gli hanno dato anche le attenuanti generiche. Cioè, una procura chiede, oggi pomeriggio stesso, il dottor, credo, Paolo Ielo, stavo vedendo lì al televideo, ha chiesto, come tu sai, l'assoluzione. Invece il tribunale l'ha condannato a 8 mesi, gli ha dato le attenuanti generiche, la sospensione della pena, però rimane marchiato perché è condannato a 8 mesi. Ovviamente, come lupi famelici, tutta l'opposizione si è scatenata, si deve dimettere, tanto sanno sempre questo. Se perché c'è questa discrasia, se qualcuno me lo può spiegare, ma perché io non l'ho capita, perché non ci capisco niente di questo. Cioè, la procura chiede l'assoluzione, va bene, la sentenza gli dà tutte le attenuanti, però si becca 8 mesi. Ecco, se mi dà magari una risposta... Perché evidentemente c'è qualcosa nella valutazione dei giudici che suffraga questi 8 mesi, perché la condanna era per rivelazione di segreto, cioè l'imputazione era per rivelazione di segreto d'ufficio, inerente appunto il caso dell'anarchico Alfredo Cospito, per cui aspettiamo che sia depositata la sentenza con le motivazioni e scopriremo perché. Ora come ora può essere tutto il contrario di tutto. In questi casi bisogna aspettare
sempre e comunque le motivazioni della sentenza. Tutto qui. No, ma siccome il televideo, che se tu puoi leggere la notizia, c'è scritto gli sono state riconosciute le attenuanti generiche e anche la sospensione della pena, c'è scritto proprio, se tu metti il televideo, non so se è un televideo lì davanti, e poi cioè anche, è perché la procura aveva chiesto addirittura, e poi all'inizio mi pare che ci fu, mi pare il Tribunale dei Ministri, non so quale tribunale, ha detto che non c'era luogo a procedere, però questi qua lo hanno stesso inquisito andando contro un parere autorevole, non so se ti ricordi questo fatto qui. Cioè, c'è come l'impressione di volerlo colpire politicamente. Lui è un personaggio un po' troppo, diciamo, pirotecnico, un po' troppo impulsivo, è un personaggio discutibile e parla troppo, questo lo riconosco. Ma forse proprio perché parla troppo, è discutibile, è più facile da attaccare e magari da colpire. Se parlasse un po' di meno e non andasse magari anche gli ultimi dell'anno a sparare in aria, va bene? Cioè, il personaggio io penso che l'hanno colpito proprio perché è vulnerabile. Ok, comunque ti voglio dire questo, intanto non è una condanna definitiva perché lo stesso ministro della giustizia parla di impugnazione della sentenza, per cui lui è ancora un presunto innocente appunto fino a sentenza definitiva. Secondo, in questi casi è inutile che tiriamo la monetina, aspettiamo le motivazioni della sentenza e potremo decidere meglio, potremo valutare meglio o commentare meglio quello che hanno deciso. Chiudo dicendo, secondo te si dovrebbe dimettere oppure no? No, perché in questo paese si è colpevoli a sentenza definitiva e questa non è una sentenza definitiva, molto semplicemente, punto. Ma chiudo dicendo, ma tu sai adesso la canea che praticamente ci sarà la maratona mentana di 12 ore, i dibattiti... E chi se ne fotte, scusa, allora il diritto ce lo teniamo buono solo quando riguarda gli altri? Il diritto riguarda tutti, in questo paese... No, ma io sono d'accordo con te. E allora mi pare che forse pure Del Mastro dovrebbe fottersene della canea, già che ci siamo. Quindi mi pare che siamo tutti d'accordo, io, tu e Del Mastro, Mario. No, ma certo stasera i telegiornali apriranno questa notizia prima ancora dell'Ucraina, del Medio Oriente. Vabbè, falli aprire, che te ne frega. Qua viviamo in uno stato di diritto che ne dica la Procura della Repubblica presso Facebook. No, ma per dire come funziona. Comunque se lui stesse un po' più zitto non farebbe un soldo di danno. Ecco, questo qua parla troppo e purtroppo è troppo esposto. E lo sai che cosa fregò Toti? No, cosa lo fregò? A parte l'ingiustizia di averlo 4 anni messo sotto controllo, io penso neanche Totò Riina sono stato messo 4 anni sotto controllo le utenze telefoniche, gli hanno fatto una carognata. Il fatto è che Toti si esponeva troppe interviste, troppe ospitate TV, troppo protagonismo, e quando tu sei troppo protagonismo, sei troppo protagonista, c'è sempre qualcuno che alla fine ti impallina. E quello che gli è successo alla buonanima del povero Enzo Torsero, che Dio l'abbia in gloria, poveretto, quello che ha sofferto, è che io sono convinto che sia stata una carognata dall'interno della RAI. Lui era la persona più colta in RAI, aveva un pubblico di 20 milioni di spettatori, perché stiamo parlando degli anni 70, ancora non c'erano le TV private, va bene? 20 milioni a Portobello, era colto, era preparato, ma era anche una persona, come dire, che si esponeva in privato un po' troppo altezzosa, ma se lo poteva permettere dall'alto della sua cultura. E quando io ho questa teoria, ti esponi troppo, ti metti troppo in mostra, c'è qualcuno che ti secca. Io non escludo neanche che ci sia stato qualcuno dalla stessa maggioranza dei Toti che si sia fregato le mani quando lui è caduto in disgrazia. Purtroppo la politica è questa, è sporca, è feroce, è lo so. Va bene, senti, io devo chiudere, pausa e jingle e poi rientriamo che c'è un'altra telefonata in coda. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Vai Antonino. Rieccoci, allora, altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera, sono Luca da Colico. Ciao Luca. Io volevo segnalare che forse è sfuggito a molti, o forse molti pensano che sia una cosa secondaria, che c'è una proposta di legge, e mi dispiace che sia stata la Lega a avanzarla, che mira a svincolare, in nome di una semplificazione, di una sburocratizzazione delle pratiche edilizie, che mira praticamente a svincolare da interventi edilizi il parere della sovrintendenza per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico ambientale. Sì. Allora io vorrei ricordare che questo paese, se oggi è il paese che è, lo deve a una legge fascista, la 1089 del 1929, che era una legge che è rimasta intatta fino a pochissimi anni fa perché era avanzatissima, ed è la legge che praticamente ha istituito la tutela dei beni culturali e del paesaggio per l'Italia. Ha messo fine alla spoliazione di oggetti che venivano trafugati all'estero e ha istituito l'Istituto Centrale per il Restauro, ha fatto è una legge veramente avanzatissima e che è servita a tutelare il nostro paesaggio, che è una ricchezza di tutti, ok? Adesso questa proposta di legge, ho letto stamattina, vorrebbe che per i comuni sotto i 10.000 abitanti praticamente liberi tutti. Allora, è una scemenza, scusatemi il termine, perché sono proprio i paesini sotto i 10.000 abitanti che devono essere tutelati, perché sono magari paesi dove ci sono le case con i muri in sasso, ci sono i paesi che hanno la loro caratteristica. E il fatto che non ci sia più la sovrintendenza che vigili su questa cosa, che è un ente terzo rispetto all'ufficio tecnico del comune, che come sai dipende dalla volontà politica dei cittadini, è secondo me una cosa molto pericolosa, perché rischiamo, se passa questa legge, di vedere i nostri paesi che sono così caratteristici, specialmente quelli piccoli, deturpati da opere edilizie fatte senza nessun riguardo della storia, della bellezza e del paesaggio. Per cui io auspico che questa legge non passerà mai e che la sovrintendenza continuerà a mettere becco per quanto riguarda la tutela del paesaggio. Ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Grazie. Grazie a te Luca. Allora, sì, c'è la legge del 1939, però vorrei ricordare che la legge sottostà all'articolo 34 della Costituzione repubblicana, la quale sottolinea appunto la tutela del paesaggio insieme con l'articolo 9 riformato sempre della Costituzione della Repubblica Italiana. Resta un fatto, noi ne abbiamo parlato in qui Parlamento qualche settimana fa di questa proposta di legge. Il punto è che io capisco giustamente la tua posizione, ti dico la verità, è una posizione nella quale tra l'altro mi riconosco. Il problema di fondo però è anche che alle volte c'è qualcuno che con la scusa della tutela dei beni artistici e culturali si mette di traverso per quanto riguarda opere pubbliche, per quanto riguarda determinate o carica dei compiti su determinati sui proprietari delle case che non riescono a sopportare o che sono troppo gravosi. Cioè c'è gente per esempio che in posti dove l'abusivismo edilizio è stato endemico, quando si è messa in regola con la sanatoria, la sovrintendenza dei beni artistici e culturali in quel caso specifico gli ha chiesto qualcosa come 80.000 euro tra ponteggi e apposito intonaco, perché doveva rispettare il colore storico delle dimore di quel paese. Peccato che tutte le altre case attorno che avevano fatto la sanatoria in altri tempi e la valutazione dei beni artistici e culturali era stata di diverso segno, continuavano a essere quello schifo di case di vari colori che continuano a essere tuttora. Quindi sai, diciamo che capisco la tua posizione e capisco anche il rischio, giustamente, di vedere i nostri paesi e paesini distrutti, i nostri bei borghi
distrutti. Dall'altro lato mi chiedo però fino a che punto la tutela ai beni artistici e culturali possa essere un intralcio o possa essere un problema, specie quando si tratta appunto di opere pubbliche, bisogna per esempio riprogettare i tracciati, spostare le utenze, eccetera, eccetera, eccetera. Succede poi però, e questo lo diceva per esempio Carla De Bernardi stessa lunedì scorso in, come si chiama, in La Grande Città, diceva proprio questa cosa qua. Io ho parlato con qualcuno di questi ai beni artistici e noi scaviamo, troviamo le ville romane, troviamo i resti romani, però siccome non ci sono soldi per poterli spostare, ricollocare, mettere in luce e così via, siamo costretti a ricoprire. E vedete che poi alla fine tu fai tutta la predica di Stato costituzionale e legale per la tutela del paesaggio, però poi quando si tratta di tutelare i beni artistici e culturali mancano i soldi e siamo sempre lì. Va bene, allora adesso la nostra Gabriella Ronza stasera con Epos, parliamo di gossip mitologico e poi torniamo a tra poco. Vai pure Sveva. È l'ora di ammettere che il gossip, il pettegolezzo ci attrae. Pur cercando di essere i più rispettosi possibili della privacy altrui, non possiamo fare a meno di essere coinvolti in questa pratica sociale. Perché sì, si tratta di una pratica sociale, tra l'altro antichissima. Oggi ne parleremo facendo riferimento anche alla mitologia. Salve a tutti, sono Gabriella Ronza e vi do il benvenuto sul mio canale. Il pettegolezzo, come detto, è una pratica antichissima, è collegata allo sviluppo del linguaggio e alla socialità. L'etimologia della parola pettegolezzo deriverebbe dal latino e fa riferimento all'atto di chiedere o di ricercare, in senso pratico di andare a cercare informazioni. Oggi è più conosciuto come gossip, termine inglese che avrebbe avuto origine nell'Inghilterra del XVI secolo e che stava ad indicare le comari che parlavano e chiacchieravano durante il parto di una donna. Le primissime forme di pettegolezzo possono essere già rintracciate nelle società primitive. In realtà all'epoca veniva vista come una pratica tutt'altro che negativa. Condividere informazioni poteva essere importantissimo per la sopravvivenza dell'intero gruppo o per la coesione sociale. Sapere se un individuo aveva arrecato precedentemente danno a qualcuno era un'informazione importantissima per l'intera comunità. In effetti nasce come una pratica di controllo sociale, può essere infatti utilizzato per rafforzare le norme sociali e mettere in guardia i vari componenti della comunità di comportamenti non corretti, non adeguati. È, come detto, utile anche alla coesione sociale. Il pettegolezzo infatti tenderebbe a creare un senso di appartenenza tra i membri della stessa comunità e ovviamente è correlato al divertimento, all'intrattenimento, permetterebbe inoltre di conoscere le varie sfaccettature del carattere e del comportamento dei membri del gruppo. Naturalmente tutti gli aspetti che potevano essere ritenuti utili se non positivi riguardo al pettegolezzo si sono andati man mano a inquinare nel corso dei secoli. Oggi il pettegolezzo ha preso la forma di un morboso interesse nei confronti delle vite altrui, anche sicuramente aiutato dalla diffusione dei social. Se fino a qualche decennio fa il pettegolezzo passava attraverso le riviste e le persone riuscivano a captare qualche informazione sulla vita, soprattutto di personalità in vista, in un modo magari anche frammentario e non continuativo, adesso è veramente una costante, spesso negativa, spesso deleteria nella vita di chi guarda e nella vita di chi lo vive. Quando infatti diventa curiosità eccessiva e continuativa, può veramente causare dei danni. Ma cosa c'entra la mitologia in tutto questo? Gli dei dell'Olimpo sono sempre stati descritti come molto vicini agli esseri umani per quanto riguarda il relazionarsi e vivere le emozioni. Molti miti hanno origine da fenomeni che potremmo dire fenomeni di pettegolezzo, di gossip.
Zeus, ad esempio, il padre degli dei, era noto per le sue numerosissime relazioni extraconiugali, che portavano Era, sua sposa, oltre che dea del matrimonio, a essere profondamente gelosa. Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza, era spesso coinvolta in relazioni con altri dei o con mortali. Questo portava le altre divinità a parlarne molto frequente, anche non celando un certo malcontento. Famoso a tal proposito il mito che racconta dell'unione tra Afrodite e Ares, dio della guerra, secondo il quale Afrodite aveva appunto tradito il marito Efesto con l'altro dio. I due amanti erano stati poi messi alla berlina dei pettegolizi di tutti gli altri dei dell'Olimpo proprio per una vendetta di Efesto stesso. Ovviamente il pettegolezzo nei miti greci non era fine a se stesso, serviva per dare l'avvio all'azione e poter quindi anche apportare una certa morale. Possiamo dire che quindi le storie di pettegolezzi, di tradimenti, amori nascosti, celati, sono sempre stati parte della biografia dell'umanità che si esprime con grandissima autenticità proprio nel mito. Ammettere di essere incuriositi dal gossip, dal pettegolezzo, significa semplicemente ammettere di essere umani. È pur vero però che siamo esseri assolutamente razionali e che, come per ogni aspetto della vita e delle pratiche sociali, l'esagerazione non è mai la scelta più giusta e più adeguata. Spero che questo argomento vi abbia interessati. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi aspetto sempre qui nel prossimo video. Intanto, se vi fa piacere, seguite il canale o lasciate un mi piace. Ciao! A te la linea, Antonino. E allora, grazie Sveva, alle 18:44 sulle magiche onde di Radio Libertà. Il buon Carlo Cambi stasera probabilmente marcherà visita perché è richiamato d'urgenza a scrivere un pezzo e due giovedì che non abbiamo molta fortuna, ma d'altronde ubi veritas, ci tocca. Salutiamo i colleghi della Verità, d'altronde Carlo scrive per la Verità, quando chiaramente Belpietro e So ci chiamano, è giusto così. Qui Parlamento direi che dobbiamo trovare insomma una soluzione alternativa, cara Sveva, perché purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con il senatore Manfredi Potenti stasera, ma sentiamo un po' le zappe, sì cerca tu, sentiamo le zappe che sono arrivate. La prima, Luigi da Treviso: ciao Antonino, bell'inizio di trasmissione con questa dance che infonde allegria. Ecco, mi ero dimenticato di presentarvi il pezzo, il disco start di stasera, Diana Ross, I'm Coming Out, 1980. Tra l'altro, se avete ascoltato bene le percussioni e la parte ritmica è nell'arrangiamento degli Chic, perché Diana Ross, quando gli Chic presentarono gli arrangiamenti, si incazzò da morire perché ritenne che l'arrangiamento fatto dagli Chic era stato troppo barocco, troppo pesante. Allora venne fatta una versione semplificata dell'arrangiamento degli Chic, che poi è diventato, diciamo, il pezzo ballato e gettonato all'epoca, quando c'erano i jukebox, gettonato in tutti i bar del mondo, oltre che ballato nelle discoteche di mezzo mondo. Però devo dire la verità, la versione degli Chic, se permettete, è tantissima roba. Poi altra zappa al 340 670 9659. Buonasera, seguo ogni tanto le trasmissioni sull'Alfa, cioè il garage dell'alfista al sabato. Grazie intanto Jenny. Volevo dire che le auto ibride ferme per 12-15 giorni devono ripartire con l'uso di un booster perché si scarica la batteria di servizio. Gli utenti sono a conoscenza di ciò? È capitato a 2 miei amici con auto in garanzia. Saluti. Guarda, questo non lo so, ma tante volte sai qual è il fatto? È che gli utenti spesso certe cose non le sanno per il semplice e banale motivo che non leggono mai il libretto di uso e manutenzione. Io ti dico la verità, faccio parte di svariati gruppi naturalmente dedicati al mondo dell'Alfa Romeo, anche delle
delle auto d'epoca, e ti posso garantire che tanti scrivono e puntualmente qualcuno gli risponde RTFM, che è l'acronimo inglese di Read the fucking manual, leggi il fottuto manuale, per cui tanti non hanno la decenza di leggere il manuale e quindi poi li vedi che vanno a tentoni. Ma come faccio ad aprire il finestrino? Indovina. Prova a indovinare come si fa ad aprire il finestrino. Ahimè, purtroppo, caro Jenny, succede. Detto ciò, io non ho di questi problemi perché io ho un serbatoio da 60 litri dove dentro ci metto dinosauri morti, per cui che problema c'è? A me basta girare una chiavetta, piglia fuoco la benzina e i 6 cilindri cominciano a vorticare nella loro stupenda armonia. Che problema c'è? Viva l'amore! E allora, bene, facciamo una bella cosa. Allora, Sveva, senti, recuperiamo allora il Qui Parlamento e ascoltiamo la deputata Simona Bordonali, che ringraziamo, nella seduta del 20 di febbraio, cioè di oggi, un decreto sui termini normativi, l'approvazione definitiva. Quando sei pronta vai pure con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario Castiello. Oggi ci troviamo a votare un decreto fondamentale per la stabilità economica e sociale del nostro Paese, il cosiddetto decreto milleproroghe. E mi permetto un inciso, Presidente, un decreto che ogni anno viene approvato indistintamente da chi governa, che sia centrodestra, centrosinistra, rossi, verdi, blu, gialli, un decreto che viene approvato e la informo tramite lei, Presidente, il collega Colucci, che ogni anno viene messa la fiducia per l'approvazione di questo decreto, quindi questo è sfuggito e questa polemica veramente non la comprendiamo. Ma perché approviamo il decreto milleproroghe? Perché sappiamo che è un provvedimento che consente di dare continuità a molte misure fondamentali, correggere criticità, offrire risposte concrete ai cittadini, alle imprese e agli enti locali. Grazie soprattutto all'impegno della Lega, ai numerosi emendamenti presentati dal nostro gruppo ed accolti durante il lungo esame in Commissione al Senato, questo decreto è stato migliorato, reso più efficace e più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora in Italia. Oggi voglio soffermarmi su alcuni dei risultati più importanti ottenuti grazie anche alle nostre proposte, perché rappresentano scelte di buonsenso, di giustizia sociale e di attenzione ai bisogni concreti degli italiani. Uno dei temi centrali su cui abbiamo lavorato riguarda la gestione del debito fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. E voglio essere molto chiara, colleghi, su questo punto. Chi ha dichiarato il proprio reddito ma si trova in difficoltà a pagare non è un evasore fiscale. E chi ha incolpato questo governo in questi giorni di essere un governo che concede l'evasione fiscale, ecco, voglio ricordare che questo è il governo che più ha fatto per il contrasto all'evasione e i dati lo certificano. Grazie agli interventi del ministro Giorgetti sono stati recuperati del 2024 ben 26,5 miliardi di evasione fiscale, con 1,6 miliardi in più rispetto al 2023. Quindi gli interventi di questo governo, ma soprattutto del ministro Giorgetti, certificano che questo è un governo che combatte l'evasione fiscale. Infatti il ministro Giorgetti ha sottolineato che questo provvedimento non è un condono per i furbi, ma una misura che consente a milioni di italiani di saldare i propri debiti senza essere schiacciati da interessi spropositati e sanzioni che trasformano un problema temporaneo in una condanna definitiva. Pensiamo alle partite IVA, ai piccoli imprenditori, agli artigiani che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare crisi su crisi, prima la pandemia, poi il caro energia, l'inflazione, il calo dei consumi.
Senza un intervento mirato, cari colleghi, il rischio era quello di far fallire migliaia di attività, lasciando senza lavoro intere famiglie. Grazie invece all'azione della Lega, all'azione del governo, è stata garantita una rateizzazione più lunga per consentire ai contribuenti di mettersi in regola senza soffocare sotto il peso di scadenze troppo ravvicinate. È stata ridotta la pressione degli interessi di mora e delle sanzioni, che spesso raddoppiavano o triplicavano l'importo iniziale. È stato introdotto un meccanismo più equo per la gestione dei debiti fiscali, in modo da favorire chi vuole pagare senza distruggere aziende e posti di lavoro. Questo, cari colleghi, non è solo un intervento economico, ma una scelta di giustizia sociale. Un altro tema su cui abbiamo voluto incidere con forza è la sicurezza urbana e la tutela delle forze di polizia. Lo sappiamo tutti, non c'è libertà senza sicurezza. I cittadini devono sentirsi protetti nelle proprie città, nei quartieri, sui mezzi pubblici, e le forze di polizia devono avere strumenti adeguati per garantire questa protezione. Come ha dichiarato il ministro Salvini, difendere la sicurezza non è un lusso, ma è un dovere dello Stato. Per questo abbiamo ottenuto che l'uso del taser, e io ricordo che l'utilizzo del taser venne introdotto da Matteo Salvini quando era Ministro dell'Interno, venga esteso e reso strutturale per gli agenti della polizia locale con qualifica di pubblica sicurezza. E cosa significa, colleghi, questo in concreto? Significa che un agente di polizia locale che si trova ad affrontare una situazione pericolosa non dovrà più rischiare la vita perché è sprovvisto di strumenti adeguati. Significa che si potrà intervenire con un'arma non letale che evita il contatto fisico diretto, riducendo il rischio di ferimenti sia per gli agenti che per chi delinque. Significa che le nostre città saranno più sicure perché il taser è un deterrente potente contro aggressioni e violenze. L'esperienza di molte città italiane e straniere dimostra che il taser riduce gli episodi di resistenza pubblica ufficiale e consente di gestire situazioni critiche senza dover ricorrere all'uso delle armi da fuoco. Chi dice il contrario, chi critica questa misura, non sta difendendo la libertà, ma sta mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un'altra battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione riguarda il tema della disabilità. Abbiamo introdotto nel decreto una misura che avvia la sperimentazione del progetto Vita, che permette di velocizzare i tempi per il riconoscimento dell'invalidità civile, evitando le attese lunghissime che ne penalizzano chi ha bisogno di assistenza. Migliorare l'erogazione dei servizi e delle prestazioni per le persone con disabilità, garantendo una risposta più efficiente e più umana. Su questi temi la Lega, con il suo ministro Locatelli, ha sempre dimostrato con i fatti di essere dalla parte di chi ha più bisogno. Molti altri interventi, signora Presidente, del milleproroghe vanno nella direzione di dare stabilità e respiro al mondo del lavoro. Ad esempio l'introduzione della proroga per le qualifiche di meccanici e dell'elettrauto per evitare la chiusura forzata di migliaia di imprese, o il sostegno al settore balneare con la proroga della stagione turistica per il 2025 che garantisce la stabilità a un comparto fondamentale per l'economia italiana, o maggiore flessibilità per le imprese del settore energetico per contenere il caro bollette e tutelare famiglie e aziende. Signora Presidente, queste non sono delle semplici proroghe, ma scelte di visione, di politica concreta che mettono al centro la crescita del Paese e la tutela del lavoro. Onorevoli colleghi, il milleproroghe di quest'anno non è un semplice provvedimento amministrativo, è un decreto che interviene su temi fondamentali per la vita degli italiani: giustizia fiscale, sicurezza, sostegno alle imprese, tutela delle fasce più deboli. Grazie all'attenzione della Lega abbiamo reso questo decreto più equo, più efficace, più vicino alle esigenze reali del Paese.
Per questo motivo, con convinzione e con orgoglio, annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie, onorevole. Antonino, a te la linea. Grazie, allora andiamo con la sigla del Qui Parlamento. Qui Parlamento. E rieccoci sulle magiche onde di Radio Libertà, ore 18, 57 minuti e 13 secondi. Orbene, allora, notizia di servizio. Treni, batte la DN Cronos, treni, revocato lo sciopero del 22 e 23 febbraio. Nel weekend la circolazione dei treni sarà regolare. Niente stop ai treni il 22 e 23 febbraio 2025. È stato revocato lo sciopero nazionale del personale gruppo FS italiane, indetto inizialmente da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di sabato 22 alle ore 21 di domenica 23 febbraio. Per i giorni indicati la circolazione dei treni sarà dunque regolare, e quanto si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato. Resta lo sciopero nazionale di lunedì 24 febbraio, quando si fermerà il trasporto pubblico locale. Il personale di bus, tram, metropolitane incrocerà le braccia nelle principali città italiane per tutto il giorno, garantendo il servizio soltanto nelle fasce di garanzia. Quindi, ripetiamo, niente stop ai treni 22 e 23 febbraio 2025, è stato revocato lo sciopero sulle ferrovie italiane, mentre invece resta confermato lo sciopero nazionale del 24 febbraio lunedì, che fermerà il trasporto pubblico locale, quindi bus, tram, metropolitane si fermeranno nelle principali città italiane tutto il giorno, garantendo il servizio soltanto nelle fasce di garanzia. Le 18 e quasi 59 in questo momento, e in particolare andiamo a vedere che cosa sta succedendo in Vaticano, perché la situazione insomma sembra, il Papa sapete che ha questo problema, diciamo questo problema di salute, e nel frattempo però Repubblica riferisce le parole del cardinale Ravasi, il pontefice in terapia antibiotica per la polmonite, per una polmonite bilaterale. Il cardinale Ravasi, verosimile che Bergoglio possa dimettersi. Quindi è tutto da vedere. Certo, nel momento in cui un cardinale di Santa Romana Chiesa dice che è verosimile che il Papa si possa dimettere, e voglio dire, Ravasi non è certo uno sprovveduto, è un biblista di peso ed è una figura di valore, può anche darsi che questa sia una prospettiva forse non lontana. Vedremo come evolverà lo stato di salute del pontefice e le decisioni che egli, coram domino, come si suol dire, sotto gli occhi di Dio, prenderà. Le 19, pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva. Ho qui sotto mano la DN Cronos. Sentite qua, Papa Francesco, ricoverato al Gemelli e in condizioni che appaiono in miglioramento, potrebbe rassegnare le dimissioni se si trovasse in una situazione in cui fosse compromessa la sua possibilità di avere contatti diretti. Ne è convinto il cardinale Gianfranco Ravasi, che ne ha parlato a Non Stop News su RTL 102.5. Il pontefice, in ospedale dal 14 febbraio, viene curato per una polmonite bilaterale.
Le parole di Ravasi innescano un dibattito sul tema. Tutto è possibile, ma io non so nulla, non ho ascoltato Ravasi. Tutto è possibile. Stiamo vivendo tutto ciò con una certa preoccupazione, ha osservato il cardinale Jean-Marc Avelain, arcivescovo di Marsiglia, a margine di un'iniziativa dedicata alla pace in Vaticano. E poi ancora anche l'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Juan José Omeya, ha osservato: se Ravasi sa qualcosa, io non lo so. Non sono un indovino, sappiamo che nella Chiesa tutto è previsto, anche la rinuncia. Che farà Francesco? Neanche io so nulla e in questi giorni non ho parlato col Papa. Spesso perdiamo troppo tempo a fare ipotesi, viviamo questo momento e accogliamo ciò che viene senza avere paura. Spesso ci dimentichiamo il valore della vita, le supposizioni non portano da nessuna parte. Dopodiché parla Pierluigi Consorti, presidente dei canonisti italiani, che all'ADN Cronos osserva: io ho sempre pensato che Bergoglio prima o poi si sarebbe dimesso. A modo di vedere del presidente dei canonisti, le espressioni che il Papa ripete con una certa frequenza: si governa con la testa, non con le gambe, il papato è una carica a vita, non sono in contraddizione con la possibilità di rinuncia al soglio di Pietro. La rinuncia di Benedetto XVI, riflette Consorti, ha portato alla luce un problema enorme che probabilmente nessun Papa riuscirà mai a regolare, e cioè cosa succede quando il Papa è impedito. Perché il problema c'è. I papi precedenti avevano i segretari che nominavano vescovi perché in qualche modo governavano. Penso a Stanislao per Wojtyła e anche a Monsignor Gainswein per Ratzinger. Erano segretari con una loro responsabilità propria. Bergoglio non li ha mai voluti avere perché ha sempre gestito tutto in prima persona. Ora il Papa, osserva ancora il presidente dei canonisti italiani, pure ricoverato al Gemelli, continua a portare avanti il lavoro e incontrare i collaboratori. Ma quando non fosse più in grado di portare avanti il governo della Chiesa, io credo che lascerebbe. Non è uno attaccato al comando e la funzione si è anche desacralizzata. Io credo e sono convinto che per come si è sempre comportato, se si accorgesse di non essere più in grado di portare avanti questo lavoro, farebbe un passo indietro. Lo stesso Bergoglio 2 anni fa, in un'intervista al quotidiano spagnolo ABC, rivelò di aver già consegnato una lettera di rinuncia al papato nelle mani dell'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Tarcisio Bertone, perché potesse essere usata in caso di impedimento fisico tale da costringere Francesco a farsi da parte. Uno strumento, osserva il canonista, che mi auguro non diventi una prassi. Le dimissioni del Papa? Io penso che possa farlo, perché ecco, vediamo le parole che ha detto precisamente il cardinal Ravasi. Le dimissioni del Papa? Io penso che possa farlo, perché è una persona che da questo punto di vista è abbastanza decisa nelle sue scelte. Finora, ha ricordato Ravasi, ha ritenuto di continuare la sua attività anche quando per esempio c'è stata la difficoltà del ginocchio, che ha cambiato il normale stile di relazione della figura pubblica con l'intera comunità ecclesiastica mondiale. In quell'occasione ebbe quella famosa battuta secondo cui si governa col cervello e non col ginocchio. Quindi c'è sempre stata la tendenza a combattere e reagire, ed è anche una scelta legittima perché ha potuto affrontare perfino viaggi in condizioni assolutamente difficili e impegnative come quello nell'Estremo Oriente. Tuttavia è fuor di dubbio che se si trovasse in una situazione in cui fosse compromessa la sua possibilità di avere contatti diretti, ha sottolineato, come lui ama fare, di poter comunicare in modo immediato, incisivo e decisivo, allora credo che potrebbe decidere di dimettersi. Quanto alle condizioni di salute del pontefice, si osserva una sottile ripresa, ha osservato Ravasi. Considerando un organismo abituato lungamente a combattere, si può dire che tutta la sua vita è stata quasi sempre in tensione. Quindi è un organismo abbastanza forte. Le notizie verranno fornite di momento in momento in una situazione che comunque rimane complessa. Tuttavia non critica, come sospettato da alcuni mezzi di comunicazione. È una condizione che tutti possono comprendere, considerando l'esperienza di avere parenti anziani che quando colpiti da una polmonite non reagiscono come un giovane di 20 o 30 anni. L'apprensione c'è stata, è vero, soprattutto quando si è manifestata la sindrome della polmonite bilaterale, ha ammesso il cardinale, che in una persona con un polmone a cui è stato asportato un lobo nel passato rappresenta evidentemente una situazione piuttosto difficile da superare. Tuttavia sembra che ora l'orientamento generale sia più positivo, considerando una struttura fisica complessivamente forte e abituata a superare interventi impegnativi.
Quel momento di preoccupazione è naturale, ha aggiunto sempre il cardinal Ravasi, ma è stato anche enfatizzato in modo particolare. Io uscivo dal Vaticano l'altra sera e già una giornalista mi chiedeva se avessi visto rientrare il Papa a Santa Marta per un motivo non positivo. Invece no, tutto normale. Il motivo non positivo è questo: è girata la voce che fosse già morto e che avessero portato la sua salma a Santa Marta. Questo ve lo dico io a integrazione di quello che il cardinal Ravasi non ha voluto dire con delicatezza nell'intervista con RTL 102.5. Tra l'altro l'ADN Kronos dice che si parla di un'ipotesi di almeno un'altra settimana di ricovero del Papa in ospedale. 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa. Chi vorreste come successore di Bergoglio? A. Il cardinale Matteo Zuppi, attuale presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, perché a questo punto si parla apertamente di dimissioni, lo ha detto uno come Ravasi, mica l'ho detto io, per cui possiamo fare già un po' di totoconclave. Allora, A. Zuppi, B. il cardinale Pietro Parolin, che è un diplomatico veneto di grande esperienza e che soprattutto conosce molto bene la curia ed è un buon amico degli americani a leggere anche i cablo di Wikileaks. C. il cardinale Luis Antonio Tagle, ex arcivescovo di Manila, filippino, che attualmente fa il Papa Rosso, è stato prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ora è pro-prefetto di una sezione del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione, come è stato chiamato adesso. Oppure, e questo è un outsider che viene fuori, e questo viene dalla provincia bergamasca, tra l'altro, il cardinale Pizzaballa, l'ex custode di Terrasante, oggi patriarca di Gerusalemme, uno che conosce molto bene il tema della questione mediorientale e conosce molto bene sia come ci si deve rapportare con Israele che come ci si deve rapportare con Hamas, visto che ha dovuto averci a che fare in passato. Qualcuno ci ha montato sopra anche delle polemiche, in realtà l'uomo è uomo di ponderata parola. Voi chi vorreste come eventuale successore nel caso in cui Papa Francesco si dimettesse? Perché ormai, come potete ben vedere, è tema, diciamo così, è tema che ormai si può discutere apertamente, direi. Sì, manda pure la tua poesia, caro Vito Coviello, che stasera ci vuole una bella poesia. Ci ha mandato "Voglio darti un bacio", tra un po' la mandiamo in onda. Vi ricordo sempre 0292947222 se volete dire la vostra. Sveva, due papi che si dimettono, te come la vedi? Non so, Antonino, io spero soltanto che Francesco stia meglio, poi vediamo. Questo lo speriamo tutti, ma nulla gli può impedire di firmare quella lettera in bianco e andarsene. Anticamente si faceva col gesto che il Papa posava l'anello pescatorio, l'anello appunto che gli ricorda di essere pescatore di uomini, sulla tomba di San Pietro e diceva "non sum dignus", non ne sono degno. E quindi a quel punto veniva dichiarata la sede vacante e si cominciava col conclave. Ma comunque, allora, andiamo a vedere, a proposito di Israele, andiamo a vedere la porcata che ha fatto quest'oggi Hamas, che senza alcuna dignità né decenza, questo lo diciamo soprattutto per i tifosi che sfilano in Italia a favore di questo movimento di assassini, Hamas ha esposto le bare di 4 ostaggi e sapete chi sono questi 4 ostaggi? Nell'ordine: Oded Lifshitz, che era questo signore di 86 anni, e poi la povera Shiri Bibas e i suoi figli, Ariel e Kfir. Kfir, vi ricordo, era l'ostaggio più piccolo d'età e insomma questi signori hanno ben pensato di esporre i feretri a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, e giustamente Netanyahu ha perso la pazienza, si è detto furioso con i mostri di Hamas,
Siamo tutti infuriati con i mostri di Hamas, ha affermato in un videomessaggio. Riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi, distruggeremo gli assassini, elimineremo Hamas e con l'aiuto di Dio garantiremo il nostro futuro. Poco prima, scrive sempre la DN Kronos, era stato il portavoce del governo israeliano David Menzer a definire Hamas non un movimento di resistenza, ma una setta della morte che uccide, tortura, fa sfilare cadaveri. Mentre su X il ministro israeliano alla difesa Israel Katz ha scritto il cuore dell'intera nazione oggi è in lutto. Hamas ha rapito, Hamas ha assassinato, Hamas sarà distrutto. Ci vendicheremo dei nostri nemici e garantiremo il nostro futuro. Hamas dice che sostanzialmente gli ostaggi sarebbero stati uccisi da raid aerei israeliani sulla striscia di Gaza, rivendicando di aver preservato le vite dei prigionieri, di aver fornito ciò che era possibile e averli trattati umanamente, cosa che è una bugia schifosa, visto che chi torna dai tunnel parla di tutt'altro che un trattamento umano. Ma l'accusa il loro esercito li ha uccisi insieme ai loro carcerieri. Certo, l'acqua del mare è zuccherata, come no? Rivolgendosi alle famiglie Bibas e Lifshitz, Hamas aggiunge: avremmo preferito i vostri figli fossero tornati vivi, ma i vostri leader militari e di governo hanno scelto di ucciderli invece di riportarli indietro. Nel novembre 2023 le brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, avevano già accusato Israele di aver ucciso i Bibas, la mamma e i suoi 2 figli, in un attacco aereo. Israele non ha mai confermato che fossero morti. Il marito di Shiri e padre di Ariel Kfir, Yarden Bibas, era stato rilasciato il 1 febbraio da Hamas con altri 2 ostaggi israeliani, Ofer Calderon e Keith Siegel. L'intera famiglia dei Bibas era stata rapita dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz e la famiglia Bibas, e in particolare Kfir, sono diventati un simbolo tra le vittime più note dell'assalto compiuto da Hamas. L'identificazione nelle salme, ha riferito il ministro della salute israeliano Uriel Buso, potrebbe richiedere del tempo. Ho visitato l'istituto di medicina legale per vedere i preparativi per il ritorno ai caduti, racconta il ministro, sottolineando la necessità di stabilire, se possibile, la causa della morte. I professionisti qui sono stati preparati in modo che l'identificazione possa essere effettuata il più rapidamente possibile, spiega. Il processo può richiedere poco oppure molto tempo perché non abbiamo informazioni precise sulle condizioni delle persone uccise, aggiunge. Pertanto dobbiamo essere pazienti. La cosa più importante è arrivare a un'identificazione chiara per poi potergli dare una sepoltura in Israele. Il Presidente della Repubblica, il Presidente israeliano Isaac Herzog, scrive su X: sofferenza, dolore, non ci sono parole. Sono a pezzi i nostri cuori, i cuori dell'intero paese. A nome dello Stato di Israele abbasso la testa e chiedo perdono. Perdono per non avervi protetti in quel giorno terribile. Perdono per non avervi riportato a casa sani e salvi. Sabato 22 febbraio, inoltre, però, ci sarà la liberazione di altri 6 ostaggi vivi e Hamas ha detto di essere pronta a liberare in una sola volta tutti gli altri ostaggi nella seconda fase dell'accordo con Israele per la tregua a Gaza. Ci sono delle zappe che sono arrivate, eccolo qua, vediamo un po'. Alessandro da Varese: ciao Antonino, come con Pierluigi Pellegrini anche tu mi fai una grande compagnia in macchina e i temi che tratti sono sempre interessanti e affrontati con delicatezza e profondità. È una radio fantastica, un abbraccio Alessandro di Varese. Alessandro, no, se permetti sono io che ringrazio te, perché senza quelle 2 belle orecchie che ti ritrovi in testa e senza la gentile autoradio alimentata dall'alternatore della tua bella vettura, io non esisterei, molto semplicemente. Sarei niente. Con chi cavolo parlerei? Io esisto nella misura in cui voi ci mettete le orecchie, per cui grazie. Andiamo avanti e... il nostro Alessandro Russo mi manda delle fotografie, perché mi contatta Alessandro Russo. Signore e signori, dovete sapere che le edizioni Deoniane di Bologna hanno fatto uscire la Bibbia Queer, un imponente commentario di 1136 pagine. La cosa più incredibile è la dedica nella pagina iniziale. Potresti pensare al Papa o un pensatore cristiano, niente di tutto ciò.
è dedicato alla memoria di Michela Murgia, perciò spero che il prossimo Papa riporti la barca sulla rotta giusta. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Allora, ancora le ultime notizie, diamo un'occhiata, voi se volete telefonate allo 0292947222, anche perché alle 19.30 noi chiuderemo e ci ritroveremo domani alle 17.30, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, ladies and gentlemen. Alessà, però scusa, visto che mi stai ascoltando, fammela una telefonata, benedetti Dio, così ci racconti dove sei e che stai facendo. Allora, sia Alessandro di Varese che Alessandro Russo da Bologna, fate un po' voi. Dunque, vediamo che cosa ci dice di bello ancora l'ANSA e diamo un'occhiata poi anche alla BBC, così vediamo nel mondo che altro si sta discutendo. Eccoci qua. Dunque, l'ANSA apre con Del Mastro, condannato a 8 mesi per rivelazioni in segreto d'ufficio. Non mi dimetto. Il PM aveva chiesto l'assoluzione, il ministro Nordio: sono disorientato e addolorato, continueremo a lavorare insieme. Ancora, Medio Oriente, appunto, lo schifo che ha fatto Hamas, esposte le bare degli ostaggi sul palco a Gaza, l'ira di Israele, faremo i conti con Hamas. Europa League in campo, Roma-Porto 0-1, diretta e foto. La guerra, l'UE il 24 febbraio a Kiev, gli Stati Uniti non appoggiano la risoluzione ONU sull'Ucraina. Vediamo un po', spazio e astronomia, nuove stime dimezzano il rischio di impatto con l'asteroide, la probabilità scende a 1,5% per la NASA, 1,4% per l'ESA. Medicina, addio a Scambia, in prima linea contro i tumori ginecologici primari al gemelli, autore di molti studi scientifici. Un uomo così merita il paradiso per il bene che ha fatto, perché voglio dire, questo è il senso della medicina, salvare vite umane e alleviare il peso, il dolore alla vita fuggente. Vediamo un po' che altro c'è sempre sulla... ecco. La proposta, mozione della Lega a Venezia, Daspo per chi indossa il burka. Vediamo che cosa possiamo dirvi di questa vicenda. Eccolo qua. Sempre l'ANSA, cauti gli alleati di centrodestra, le opposizioni sono contrarie. Scrive l'ANSA, prosegue e si allarga la battaglia della Lega contro l'uso del burka in pubblico dopo la mozione approvata l'altro ieri al Consiglio regionale della Lombardia. La linea dura del Carroccio continua però a trovare una risposta tiepida da parte degli alleati di centrodestra che si appellano eventualmente all'approvazione di una norma di livello nazionale. L'ultima iniziativa leghista in ordine di tempo però è a Venezia, dove il gruppo consiliare del comune ha annunciato la presentazione di una mozione per vietare l'utilizzo del burka o niqab per coprire il volto, arrivando a prospettare anche l'adozione del daspo urbano per chi li indossa in pubblico. A firmare l'istanza il capogruppo Alex Bazzaro, insieme ai consiglieri Riccardo Brunello, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra e Nicola Gervasutti. Daspo e sanzioni, secondo i leghisti, andrebbero estesi anche agli uomini, qualora obbligassero le donne a indossare il velo, e ai genitori in caso di minori a volto coperto. Per Bazzaro il niqab è una violazione dei diritti della donna, non conosco altre confessioni religiose che impongano di celare il volto. Siamo comunque aperti al dialogo e a qualunque ragionamento sul tema e porteremo la mozione in Consiglio Comunale. Sul punto l'assessore Michele Zuin di Forza Italia ha definito la mozione un po' tranchant, che sicuramente siamo contrari al Daspo, auspicando una riforma nazionale e non a Venezia. Ovviamente contrari alle reazioni delle opposizioni di centrosinistra. Il verde Gianfranco Bettin sottolinea che nell'ansia di lanciare l'ennesima crociata ideologico-propagandistica la Lega attacca il proprio Ministero dell'Interno che non farebbe rispettare le leggi vigenti sull'abbigliamento in pubblico. Una dinamica che ricorda la mozione approvata l'altro ieri dal Consiglio regionale lombardo contro il velo islamico negli edifici pubblici. Nella votazione è passato un emendamento di Forza Italia che elimina la dicitura velo islamico per quella più generica di indumenti che coprono il volto. Bocciato invece quello di Fratelli d'Italia che invitava il governo a valutare l'estensione del divieto del velo a scuola. In fibrillazione anche la Lega del Friuli Venezia Giulia, il cui segretario regionale Marco Dreosto
ha annunciato una mozione e un progetto di legge regionale dello stesso tenore, prospettando addirittura che il divieto diventi un indirizzo comunitario a livello europeo. Sveva, io direi che a questo punto un po' di poesia ci stia tutta, e quindi abbiamo il nostro Vito Coviello che ha realizzato per noi Voglio darti un bacio. Sveva, vai pure. Voglio darti un bacio. Voglio darti un bacio. Voglio darti un bacio da toglierti il respiro. Voglio darti un bacio da riportarti a nuova vita. Tra le mie braccia, innamorata e sicura che il paradiso esiste ed è ora. Antonino, a te. E allora, poesia veramente da brividi, veramente bella. Ti è piaciuta, Sveva? Sì, moltissimo, come tutte le poesie del signor Vito, sono molto belle. Ma veramente, insomma, direi straordinario, straordinario. Mi è piaciuta molto l'idea del bacio come anteprima del paradiso, straordinario davvero. Viene quasi in mente l'opera dell'attuale prefetto dell'ex Sant'Uffizio, cardinale Tucio Fernandez, detto Tucio Besame Mucio, che scrisse un libro. Pensate, Ratzinger scriveva libri di teologia tipo quello su Gesù da levare la pelle a chiunque, ed erano belli e appassionanti. Questo che è diventato il guardiano dell'ortodossia cattolica attuale ha scritto un libro sul valore del bacio, sul valore teologico del bacio. Ma perché io devo dire queste cose a quest'orella? 19:24 minuti e 15 secondi. Comunque anche per lui il bacio è una cosa divina che te puede portare in paradiso. Bene, vabbè, lasciamo stare perché è meglio. Dunque 0292 94 7222 se volete dire la vostra. Abbiamo ancora 5 minuti scarsi, dopodiché si chiude, per cui se volete intervenire il telefono è ancora aperto, altrimenti noi ce ne andiamo lemmi verso la fine di questa trasmissione, perché sono già le 19:25. Andiamo a dare allora un'occhiata, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Fermi tutti, cosa dice la BBC sull'Etna? Fermi tutti. Vediamo un po'. Ecco. Dice, guarda, c'è un video, i turisti sono stati invitati a stare lontani dalla lava dell'Etna. Le autorità italiane dicono che delle persone sono state ferite dopo essersi avvicinate fin troppo alla lava incandescente. Ora, benedetto Iddio, veramente. Ma vi rendete conto che siamo a un livello tale di imbecillità organizzata in questo paese, ma più in generale in questo mondo? Siamo a un livello di imbecillità tale che la gente non riesce a capire che quando passa la lava incandescente è meglio stare ben lontani. Almeno pensate, la richiesta è di stare le autorità italiane, cioè lo Stato, chi si occupa di questa roba qua, la forestale per la precisione, Mountain Police come la chiama la BBC, i carabinieri forestali giustamente dicono state almeno a 500 metri di distanza dal flusso della lava e andate a vederlo soltanto se siete accompagnati dalle guide. È proibito sciarci accanto, anche se
ci sono dei filmati, scrive la BBC, che mostrano una grande quantità di persone che se ne fregano delle regole. Cioè, ma allora, se andate a sciare accanto alla lava dell'Etna, siete degli imbecilli fatti e rifiniti, e alla voce imbecille c'è la vostra fotografia sul dizionario, perché se no non si spiega. I carabinieri forestali giustamente dicono mezzo chilometro di distanza e guide esperte che vi accompagnino, e voi invece ve ne fottete e andate a sciare, perché così poi vi fate il filmatino del Menga che potete mandare ai vostri amici che siete stati a sciare accanto alla lava incandescente. Complimenti. Complimenti, come quelli che andavano ad avere appuntamenti amorosi sulla collina di Bagnoli perché vedevano l'Italsider in azione negli anni 70-80 e si diceva che avesse un effetto afrodisiaco. State male, state. Va bene, sono le 19, 27 minuti e 43 secondi, ma poi dico io, ma con tutti i balconi che ci sono, ma perché uno si deve andare a suicidare sciando accanto alla lava incandescente dell'Etna? Cioè, io vorrei stare dappertutto, meno che vicino alla lava incandescente dell'Etna. Credetemi, non ho di queste cose. Una notte mi è capitato di decollare a tarda ora dall'aeroporto di Fontanarossa, sarà stata a mezzanotte, una cosa del genere. E mi ricordo in quel buio l'aereo parte da Fontanarossa, si alza sul mare, sul Golfo di Catania, poi fa una virata a L e quindi si ritrova sul lato sinistro, voi lo vedete sotto l'ala sinistra, il cono dell'Etna. E nel buio vi posso garantire che vedere quel magma rosso incandescente ha qualcosa da girone dantesco. E già siete a 3.000 metri perché l'aereo sta salendo, sta andando in quota. Ecco, già a quell'altezza io pensavo a Dante, alla Divina Commedia, ma mi dicevo, grazie a Dio sono ben lontano da sta roba qua, e voi ci andate a sciare accanto. Ma dai, su, ma vi prego. Va bene, vuolsi così colà dove si può e ciò che si vuole, più non dimandare. Chiudiamo anche noi così, che manco Benigni, ladies and gentlemen. Va bene, sono le 19, 29 minuti e 10 secondi, noi per questa sera abbiamo finito, ci salutiamo con una delicata canzone dal sapore anni 70, quale Casa Mia dei Timoria, anno di grazia 2002, nonché relativo Sanremo di quell'anno. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento domani siamo io e Lorenzo Viviani, quindi immaginate che cosa verrà fuori dalle 17.30 in poi con Chilometro Zoom. E che dire di più che, come sempre, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in